Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Dolci tradizionali, uova di cioccolato, viaggi e tanta solidarietà. È la Pasqua dei calabresi. Anziani vittime delle truffe online scoperte dai carabinieri a San Giovanni in Fiore, 10 le persone denunciate. Incendio in un'abitazione alla Mezzia Terme, i vigili del fuoco salvano 2 donne, madre e figlia, il rogo originato da un cortocircuito. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Antonio Ranieri, l'anziano ucciso ieri a Montauro, il presunto assassino individuato dai carabinieri di Soverato. Forza Italia punta l'indice contro il commissario Scura, nel mirino il provvedimento che taglia le risorse alle strutture private. 5 giorni di iniziative culturali per far conoscere l'antica Bisanzio. L'iniziativa Primavera Bizantina a Rossano progetta nuovi modelli culturali. Vittoria storica del Cosenza che batte allo stadio Menti di Castellammare la Juve Stabia, sconfitta interna invece per Catanzaro e Rende. Il presidente Coscarella annuncia le dimissioni. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in apertura del nostro TG i riti e le tradizioni della Pasqua. I calabresi trascorreranno la domenica di festa attorno alla tavola imbandita con i dolci della tradizione e il beneaugurante uovo di cioccolato, senza rinunciare ai viaggi e alla gita fuori porta di Pasquetta. Sentiamo Gianluca Pasqua. Che la Pasqua sia ormai imminente lo capisci subito, perché anche chi in genere si traveste da Babbo Natale cerca di adeguarsi per essere in tema con i colori della festa. Scherzi a parte, sui corsi principali delle città calabresi si fatica a trovare qualcuno con il classico uovo nella busta, eppure pare che il 49% delle famiglie, secondo un'indagine da Coldiretti, lo abbia acquistato. A me piace la cioccolata, quindi... Regalo o è per lei? A me e la regalo, tutte e due. L'abbiamo già comprate, quindi sono già... Quante uova ha comprato? Lei ha il record? Tantissime, per i nipotini. Queste sono le uniche oppure ce ne sono altre a casa? Ce ne sono altre a casa, sempre per loro. L'uovo è un simbolo e anche un momento di gioia per i bambini. Sempre più spesso diventa veicolo per messaggi solidali. È un uovo per aiutare la fondazione per la fibrosi cistica. Purtroppo a Cosenza abbiamo avuto una ragazzina che è scomparsa in età molto giovane. E la famiglia organizza sempre questi eventi, insomma differenti cose. Ho preso il panettone, ho preso anche l'uovo di Pasqua. Mi dicevano che c'è stata molta più richiesta di quelli che c'erano e questo fa piacere. Sempre per la Coldiretti, la colomba godrebbe di un gradimento superiore rispetto al cioccolato, ma a farla da padrona, almeno in Calabria, Cuculio, Cozzupe e la pastiera, fatta in casa o dagli specialisti. Noi facciamo una pastiera un po' diversa dalla solita tradizionale. Noi seguiamo i gusti dei clienti, ci lasciamo indirizzare dai clienti. Ora, la pastiera senza assolutamente candite, il 90% senza candite, senza il gusto del fiore d'arancio, vuole una pastiera dove assapori i veri gusti di una volta. Ma non c'è solo la gastronomia, molti come al solito approfitteranno dei giorni festivi per viaggiare, gite fuori porta o località suggestive, in Italia, il trend è in aumento, conferma il monitoraggio dell'Enit, o all'estero. Pensiamo in giro fuori, sì, come abitudine, come tradizione. Mare e montagna? Mare. Si viaggia, nonostante le condizioni climatiche avverse degli ultimi giorni, comunque si viaggia. Le mete? Le mete preferibilmente capitali europee, crociere anche, si viaggia anche in Italia. Quali sono le mete più suggestive e particolari che stanno chiedendo i cosentini? Stanno chiedendo il Marocco con il tour delle città imperiali, chiedono anche il prossimo est europeo tipo Albania, Montenegro e Kosovo. Una meta più suggestiva è la Via della Seta, quindi Samarcanda, con i tour in Uzbekistan. Chiedono anche queste cose. In chiusura torniamo alle uova e questa volta c'è una sorpresa per noi. E beh, per augurio me lo sono autoregalato. Vi auguro tante cose e buona Pasqua. Io seguo sempre Tenne, guarda. Pure la mia mamma. Tante cose e buona Pasqua, ciao.
La cronaca adesso a San Giovanni in Fiore, i carabinieri hanno scoperto delle truffe online, 10 le persone denunciate, nel mirino soprattutto persone anziane. Sentiamo Anna Franchino. Usavano siti quali subito.it, facebook.com ed eBay per mettere a punto le truffe ai danni di ignari che vedevano pubblicizzati i prodotti a cui erano interessati e dopo aver contattato il venditore, che ovviamente aveva un profilo falso, con richiesta di pagamento anticipato tramite ricarica di carte prepagate, via postale o in moneta virtuale Bitcoin, mettevano in atto il raggiro. I prodotti riguardavano auto usate, mezzi agricoli di seconda mano, elettrodomestici e cellulari, televisori e PlayStation. Una volta intascati i soldi, i prodotti acquistati si volatilizzavano nel nulla, senza essere mai consegnati agli acquirenti. Il meticoloso lavoro dei carabinieri della stazione di San Giovanni in Fiore, dipendente dalla compagnia di Cosenza, ha però consentito l'identificazione dei truffatori seriali, in gergo avatar, che si celavano dietro foto falsificate. I militari sono riusciti a individuarli, visto che non erano nuovi a questo tipo di reato, sono residenti in regioni limitrofe, in tutto 10, e avrebbero messo a punto il raggiro ai danni di ignari cittadini del comune silano, approfittando della buona fede di acquirenti di ogni età. Si mostravano inizialmente premurosi e gentili, per poi, una volta ricevuti i pagamenti, negarsi al telefono fino a cancellare il proprio account. Un'articolata attività di indagine iniziata dai militari dell'Arma nell'agosto del 2017 che ha portato al deferimento a piede libero alla Procura della Repubblica di Cosenza dei 10 soggetti, tutti con precedenti specifici, resisi responsabili in episodi differenti, almeno 7 quelli accertati, del reato di truffa telematica. Le indagini sono tuttora in corso e proseguiranno per comprendere l'entità del fenomeno e indirizzare le indagini per un efficace contrasto. Restano in carcere 9 fermati nell'ambito dell'operazione Nemea che, come ricorderete, ha azzerato i vertici della cosca operante a Filandari nel Vibonese, la decisione del GIP su richiesta della DDA di Catanzaro. Nuova operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Vibo Valentia nell'area di Filandari, che negli ultimi tempi viene tenuta sotto stretta osservazione. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di 9 presunti esponenti di vertice della famiglia di 'Ndrangheta dei Soriano di Arzona Pizzindi, frazioni rurali di Filandari. Si tratta di una prosecuzione dell'operazione a suo tempo denominata Nemea, condotta recentemente dagli stessi carabinieri, coordinati dal procuratore della direzione distrettuale antimafia Nicola Gratteri, che già aveva azzerato i vertici della struttura con l'arresto anche di vari sodali affiliati all'Andrina di Pizzinni, ritenuta responsabile di una vera e propria strategia del terrore per riacquisire il controllo criminale proprio della zona di Filandari. Queste nuove ordinanze sono state emesse dopo che è stata confermata la sussistenza delle esigenze cautelari per tutti i soggetti già destinatari di fermo. Il GIP di Catanzaro ha emesso inoltre un'ulteriore misura cautelare in carcere nei confronti di Gaetano Soriano, fratello di Leone, accusato a sua volta di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti in concorso con gli altri. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Risolto in pochissime ore il giallo di Montauro, l'omicidio del 79enne Antonio Ranieri, ritrovato cadavere nella tarda mattinata di ieri vicino alla sua auto. I carabinieri della compagnia di Soverato, dopo aver convocato diverse persone questa mattina in caserma, avrebbero stretto il cerchio attorno ad una persona. Il presunto assassino, secondo quanto si apprende, sarebbe un inquilino della vittima e alla base dell'omicidio un diverbio scaturito dai contrasti fra i due, perché Ranieri aveva intenzione di sfrattarlo. L'uomo di Catanzaro sarebbe stato individuato dai carabinieri della compagnia di Soverato. I militari, secondo quanto si apprende, avrebbero anche ritrovato l'arma utilizzata per l'omicidio. Ha incendiato l'auto di una donna perché non voleva affidare alla ditta edile che gestisce alcuni lavori, e l'accusa mossa ad un 75enne arrestato dalla squadra mobile di Reggio Calabria in esecuzione di un'ordinanza di custodia domiciliari emessa dal GIP su richiesta della procura per tentata estorsione e danneggiamento. I fatti risalgono al 23 dicembre 2017, quando in pieno centro città una Fiat Panda era stata completamente distrutta dalle fiamme. L'intervento degli agenti e dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. Gli investigatori, grazie anche alle immagini della videosorveglianza, sono risaliti all'uomo.
individuando il movente nel rifiuto di affidare i lavori. Un incendio è divampato questa mattina in un'abitazione al primo piano di uno stabile di via Mazzei alla Mezzia Terme. La donna e le 2 figlie che si trovavano all'interno sono riuscite ad allontanarsi in attesa dei soccorsi. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Il rogo ha interessato un locale adibito a ripostiglio lavanderia ed è stato provocato da un cortocircuito alla lavatrice. La sanità adesso con Forza Italia che punta l'indice contro il commissario Scura, nel mirino il provvedimento che taglia le risorse alle strutture private. Non solo il Partito Democratico ha nel mirino Scura per una serie di ragioni che sarebbe superfluo elencare, visto che non è mistero per nessuno e che Oliverio mal sopporta la gestione commissariale. Tralasciamo le note vicende, l'appello reiterato al governo centrale, la minaccia di incatenarsi davanti al Parlamento e storia vecchia, consumata, per la quale ancora l'ultimo capitolo è tutto da scrivere. Adesso all'urlo del PD si unisce la protesta di Forza Italia. La nota durissima è affidata al coordinamento regionale del partito. Per gli esponenti del movimento di Berlusconi, il commissario mina il diritto alla salute dei calabresi con il provvedimento con il quale si tagliano le risorse economiche alle strutture sanitarie private accreditate, si certifica la non comprensione dell'importanza che assumono queste strutture nel sistema sanitario calabrese. Meno finanziamenti, denuncia Forza Italia, significa riduzione di prestazione e quindi aumento dell'impossibilità per i calabresi dei ceti meno ambienti di poter accedere agli esami diagnostico-strumentali. A questo si aggiunge che la riduzione di risorse si tradurrà nella perdita del posto di lavoro per 400 persone attualmente occupate nel settore. Infine, l'invito a Scura ad arrendersi all'evidenza di una politica sanitaria fallimentare già più volte certificata dai giudici amministrativi. A Rossano adesso per la primavera bizantina. A Rossano si conclude oggi l'evento Primavera Bizantina, 5 giornate di iniziative culturali per mettere in risalto la cultura e la storia dell'antica Bisanzio, che hanno l'ambizione di tracciare un nuovo solco per il cammino del futuro. La rassegna, che rientra nel cartellone dell'estate rossanese, è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale come ultimo atto prima del commissariamento che avvierà la procedura per la città unica Corigliano-Rossano. È un progetto che parte dal 2017, vedrà il suo termine nel 2019. Noi da domani non saremo più amministratori di questa città, in quanto da domani arriverà il commissario appunto incaricato di portare a compimento la fusione tra le 2 città, Corigliano e Rossano, però abbiamo comunque con grande senso di responsabilità inteso lasciare una programmazione turistico-culturale per gli anni che verranno. La rassegna rientra nel progetto Itinerari Bizantini in Calabria, curato da Officine delle Idee. Noi abbiamo individuato in questo momento 12 aree strategiche con 12 itinerari che mettono insieme più di 100 comuni che hanno tutti quanti all'interno del proprio territorio delle realtà bizantine e quindi possono essere interessanti non soltanto dal punto di vista storico-culturale per il turismo di massa, ma anche in specifico per quanti in questo momento si muovono proprio per ritrovare le radici bizantine che nel mondo hanno tantissime radici comuni e si può rivivere un viaggio nel passato. L'obiettivo è quello di mettere in campo un progetto di rete per la valorizzazione dell'offerta culturale e turistica, le risorse naturali e il patrimonio storico della Calabria, attraverso la realizzazione di un grande cammino tematico che congiunga i luoghi dove la cultura bizantina ha lasciato tracce indelebili, a partire dal Codex Purpureus. C'è un momento storico, che è il 964, quando Rossano diventa capitale dei domini bizantini di tutta l'Italia meridionale, perché sede dello stratego che è la massima autorità politica e militare, è espressione di Costantinopoli. Difatti Rossano è considerata specchio di Bisanzio. Da questo momento, e per tutta la metà del X secolo, Rossano è il fulcro della civiltà bizantina in Italia. Rossano ospita nel 982 l'imperatore Ottone II e l'imperatrice Teofano al tempo della battaglia cosiddetta di Stira, ed è allora che l'imperatrice Teofano, secondo me e secondo uno studio che io ho fatto, porta il Codex a Rossano e lo consegna al vescovo.
Siamo allo sport, parliamo di calcio, vittoria storica del Cosenza che batte allo Stadio Menti di Castellammare la Juve Stabia, sconfitte interne invece per Catanzaro e Rende. Il presidente Coscarella annuncia le dimissioni. I nostri servizi, vediamo. Aveva chiesto di rivedere il Cosenza dei giorni migliori il tecnico Piero Braglia al cospetto delle sue vespe e i rossoblù sono andati oltre le aspettative sbancando il Menti grazie ad una prova quasi perfetta. Il 3-5-2 con Mungo a supporto di Perez ha coperto bene il campo soffrendo poco gli attacchi dei gialloblu di Fabio Caserta, formazione in palla ma freddata dal gol siglato da Matteo Calamai al termine di una bella combinazione avviata da Mungo rifinita da Mirko Bruccini. Una volta in vantaggio gli ospiti hanno ottenuto a bade i campani senza andare in estrema difficoltà neanche ai momenti di maggiore pressione. Il raddoppio, realizzato da Dermaco a inizio ripresa sugli sviluppi di un corner battuto da Corsi, ha messo definitivamente la gara sui binari giusti per i lupi. Primo gol del difensore italo-albonese con la maglia del Cosenza e iniezione di fiducia per arrivare senza patemi alla fase finale del match, con qualche occasione per il tris sprecata da parte degli uomini di Braglia e la rete della Juve Stabia di Marzorati che ha riacceso i 5 minuti di recupero, agitando qualche fantasma sul Menti, fino al triplice fischio che ha regalato i 3 punti play-off ai calabresi. Il gol della sconfitta per il Rende arriva al 93esimo. Al terzo minuto di recupero infatti il Monopoli chiude la partita con un gol di Leonardo Longo. Al Marco Lorenzon amarezza per il risultato della gara e nel dopopartita l'annuncio del presidente Coscarella che ha rassegnato le dimissioni. Decisione legata non tanto alla sconfitta di oggi ma alla querelle del nuovo stadio con il progetto che sembra definitivamente arenato. Come preannunciato già 15 giorni fa, non essendosi mosso nulla e soprattutto non avendo avuto alcun tipo di comunicazione in merito, è diventato difficile poter programmare la stagione prossima della nostra squadra del Rende Calcio e quindi io penso che il progetto Casarende Rende Calcio per Fabio Coscarella finisce qui. Io do le dimissioni, lo faccio adesso, ho voluto farlo dopo una scadenza importante quale quella del 16 marzo per non dare spazio a nessuno di poter fare nessunissima illazione. E niente, io subito dopo le festività di Pasqua i consulenti andranno dal sindaco a comunicare questo, ma chiaramente ci saranno degli imprenditori più seri, degli imprenditori che sapranno programmare di più rispetto al sottoscritto e ci sarà una nuova avventura, un nuovo ciclo per il Rende Calcio. Penso che l'unica colpa che ho è quella di aver detto sempre le cose in faccia e tutto quello che ho sempre messo come impegno l'ho sempre mantenuto. Sinceramente amareggia molto, ma sono certo che chi di dovere saprà cosa fare per dare un nuovo volto alla proprietà del Rende Calcio. Chiaramente il Rende, essendo una società che non ha un euro di debiti, ha crediti in Lega, non ha un fido, il Rende non si svende, il Rende si vende ad un imprenditore, a degli imprenditori che sapranno fare un progetto valido, ma il sindaco è persona capace e sicuramente saprà indirizzare il Rende Calcio a persone che sono molto più serie, molto più oculate, molto più yes man del sottoscritto. Fino a questo momento ho programmato solo io con i soldini di tasca mia e sinceramente tutto quello che si vede qui dietro e tutto quello che c'è qui intorno per dare la possibilità anche quest'oggi di svolgere questa partita è stata solo e esclusivamente sulle spalle del Rende Calcio 1968 SRL. Io non sono Paperon dei Paperoni, sono un imprenditore che quando dice una cosa la fa e la porta fino in fondo. Ripeto, ci saranno al momento opportuno, io penso che si dovranno dare delle risposte alla città di Rende. E pesante sconfitta interna anche per il Catanzaro che subisce 4 gol dal Catania. I siciliani protagonisti nel secondo tempo della gara, i gol di Barisic e Curiale nel giro di pochi minuti al 48esimo e al 53esimo hanno indirizzato pesantemente il risultato del match. All'85esimo poi è arrivata la terza rete del Catania ad opera di Ripa. A quel punto il Catanzaro è crollato e al 91esimo è arrivato anche il gol di Porcino che era entrato in campo da un quarto d'ora. I rossazzurri hanno sofferto nel primo tempo anche a causa del forte vento, ma alla fine hanno sbancato il ceravolo e adesso sono a soli 2 punti dal Lecce.
Ancora una notizia di calcio, a Firenze la Fiorentina batte il Crotone per 2-0. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Siamo al termine di questo assaggio di primavera. Infatti l'ingresso in queste ore di una perturbazione pilotata da un vortice di bassa pressione presente sull'Europa centrale causerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche e un brusco calo delle temperature su quasi tutta l'Italia, e la nostra regione ne sarà interessata nella serata di sabato fino al giorno di Pasqua, in particolar modo sui versanti tirrenici ed interni. I versanti ionici dovrebbero invece rimanere ai margini di questo peggioramento. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Domenica, cieli regolarmente nuvolosi sui versanti tirrenici ed interni, con piogge intermittenti, localmente anche a carattere di rovescio, e deboli nevicate al di sopra dei 1300 metri. Altrove cieli parzialmente nuvolosi senza fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie risulteranno di diversi gradi al di sotto delle medie del periodo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Domenica il Mar Tirreno agitato con venti sostenuti dai quadranti occidentali. Il Mar Ionio molto mosso con venti di direzione occidentale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. E grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento di serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.